Rimessi in zona attacco per il Montelepre, con le mani Trentacoste a cercare il movimento di Velardi, la testa in anticipo di D'Amico, poi contrasto al limite tra Cernia e Streberger, fa giocare il dietto di gara, poi non la mette giù nessuno questa palla, prova a farlo Zambito, Streberger tocca per ultimo, palla che esce, condotta lui in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita. Aspetta che levo qua. Calcio d'angolo dopo 2:20 di gara, con grande aggressività il Montelepre ha cercato di guadagnare spazio e trova il primo corner della partita. Lo va a battere Ferdiano Maniscalchi, occhio ai contatti tra Perricone e Amico, su tutti, colpo di testa deviato, Cernia che allarga le braccia, protesta per un tocco di mano presunto in aria, ancora una volta lascia giocare il diretto di gara. Poi Calagna prova a prendere campo, soprattutto prova a prendere un fallo ed è quello che riesce a fare Gianni Calagna con i primi minuti in maglia Partinico Audace. E punizione per il Partinico Audace che gode quindi del 2-1 di vantaggio all'andata, maturato al Favazzi di Terrasini. Si prende la briga di questo calcio di punizione in carico addirittura Polizzi, che vuole allungare la squadra e vorrà andare a rinvio lungo subito le prime indicazioni di Pensa Bene qui sotto nostra postazione. La Vardera lascia sfilare, la palla è buona per Caronia che aggiusta, prende in surplus, evita Cernia, poi Streberger, stop, destro fintato, va col mancino, c'è Cernia che è recuperato e va a murare. Vizzo Cerro recupera Caronia che si rende utile anche in sacrificio. La Vardera sventagliata dall'altra parte a voto Trentacoste, a voto soprattutto Calagna. La palla è buona proprio sotto gli occhi dell'assistente e quindi può giocare in Montelepre. Trentacoste con un campanile altissimo su cui si deve avventare Sanseverino, che ha dimostrato le sue doti tecniche già nella partita d'andata. Di Mercurio all'andata si era un po' mossi, hanno scherzato i due direttori nel post partita intervista, hanno detto abbiamo fatto una partita a scacchi perché tanti cambi tattici, ci siamo spostati i terzini, siamo spostati gli esterni a seconda dei duelli, sarà una partita di duelli anche quest'oggi. Calagna per il movimento di Streberger che torna al numero 7, che si appoggia facile su Sanseverino, cerca l'imbucata, la trova per Martignetti in posizione, per Grillo anzi, in posizione di mezzala. Ancora il possesso paziente del Partinico Audace che ricomincia proprio da Martignetti. Caronia, palla scomoda, non può controllare l'ex numero 10 di tante squadre indie, adesso ha sposato questo progetto con la maglia nero-verde e si è presentato benissimo davanti ai suoi tifosi con il gol che poi ha regalato i 3 punti, cioè i 3 punti, non ci sono in palio punti ma la vittoria all'andata. La Vardera di petto deve aggiustare, poi Caronia contro 2, cerca il numero per passare Caronia, passa il pallone a mano lui, allora poi Maniscalchi per fare lo stesso, riesce a portare a casa un calcio di punizione sul contatto falloso con Di Mercurio. Questo è stato uno dei migliori duelli all'andata. Perricone, lancio dell'ex Bagheria troppo lungo per Zambito, Grillo alza questo campanile, poteva tranquillamente giù, poi fallo di Perricone su Maltese. A proposito di duelli interessanti che si sono visti all'andata, questo è stato uno dei più maschi anche calcio di punizione per i neroverdi. Sono già volati 6 minuti fase di studio per le due squadre. Caronia con l'esterno mancino non trova la triangolazione con Maltese, poi numero di Velardi in mezzo a 2, poi c'era fallo anche su Fatta. Comunque basta il primo fischio, il primo contatto, punizione per i padroni di casa battuta rapidamente. Maniscalchi, prima possibilità di ingaggiare 1 contro 1, sbatte contro Dennis Di Mercurio, sarà rimessa 3 per i giallorossi. Fatta si appoggia bene su numero 21, poi Cernia. Occhio al così Cernia, secondo palo
Si è buttato dentro Velardi con un pizzico di ritardo, non Zambito, e infatti Guida forse voleva maggior coraggio su questo cross interessante messo da Cerniglia. La cash rimessa al fondo per Polizzi. Chiama lì vicino D'Amico e allora va corto l'estremo difensore neroverde. Lancio di D'Amico a cercare Maltese, pallone che lo scavalca di testa per Ricone, comunque rimessa laterale per il partito Audace, che quando non può andare corto prova ad andare con la soluzione con la palla lunga, con Maltese che non è un gigante ma ha doti atletiche, fisiche importanti e riesce a reggere il confronto anche con un gigante dietro come Aldo Perricone. Martignetti, Lavardera a due tocchi, prova a giocare su Di Mercurio, è arrivato un altro dell'Athletic, ex Athletic come Gianni Calagna, che insieme a Martignetti e Raimondi, ancora indisponibile quest'ultimo, forma un trio di acquisti provenienti dalla squadra che l'anno scorso è stata promossa all'eccellenza alla D e che oggi si trova impegnata con la prima gara esterna a Messina. Fatta, protegge bene il pallone sull'attacco di Calagna, poi con pazienza dietro da Linner e Chimento se la cava. Servendo il 37 che prova ad andare con lancio lungo, interessante, grande palla a cercare Zambito, si alza proprio sotto gli occhi di Mister Guida la bandierina dell'assistente, posizione di offside. Pronto al rinvio Polizzi, mentre si vanno sentire i tamburi della curva del Don Pino Puglisi. Lancio lungo a cercare addirittura Caronia, Chimento con una leggera indecisione alla fine esce e la blocca lui. Gioca a corto su Perricone a cercare Velardi, anche lui a duellare con D'Amico, però a prolungare di testa. Palla interessante per Zambito che mette il turbo, ha preso il tempo a Grillo che non ha preso bene il tempo, tocca a Grillo che però deve evitare il corner, ci riesce, alla fine si è cavata molto bene il laterale destro nero-verde. Martignetti, Di Mercurio, tocca così così, Lavardera prova a fare un miracolo, tenendo in campo questo pallone, non riesce, allora Guida può caricare i suoi perché comunque hanno preso tanto campo e soprattutto hanno aggredito molto bene in maniera aggressiva, guadagnando una rimessa in zona d'attacco. Con le mani Bertella, Cerniglia prova a spizzare e non riesce, ha preso male il tempo, comunque tocca a lui per ultimo, quindi rimessa dal fondo per Polizzi. Siamo adesso al decimo di gara, 0-0, tutto ancora bloccato, tutto a reti invariate qui fra Montelepre e Partinico Audace al momento, così passerebbe il Partinico Audace visto il 2-1 dell'andata in casa al Favazza a Terrasini. Martignetti col lancio a cercare Caronia, la testa di Perricone la tiene viva Maniscalchi che allunga di prima a cercare Zambito che nel frattempo è venuto lì in mezzo a prendere questo pallone. Si ricomincia da Polizzi. Martignetti, fa avanzare Martignetti, poi scambia con D'Amico. Caronia resiste alla carica di Cerniglia, poi prova a cambiare lato, si è opposto Vizzo Cerro. Di Mercurio, uno contro uno con Maniscalchi, sposta il numero 3, prova a connettersi con Angelo Caronia. Largo si vede Sanseverino, premiato il numero 4 che poi alleggerisce da Lavardera, che ha fatto anche il quinto nel secondo tempo del Favazza. Qui pallone perso, pericoloso da Streberger, là prova a ripartire il Montelepre, prova a distendersi. Vizzo Cerro ha aperto su Trentacoste che viene raggiunto da Calagna, prova a mettersi in proprio ancora il numero 30 che prende il fondo, va al cross in mezzo, Martignetti, la palla è buona, Velardi! A colpo sicuro Martignetti ha fatto da muro, arriva adesso la prima occasione della partita, ha fischiato comunque una posizione di fuorigioco, ma è arrivato il primo squillo dei padroni di casa grazie all'iniziativa di Trentacoste, il sinistro
sul muro di Velardi. Però a caricarsi così la formazione di casa. Velardi, un attaccante interessante, che lui ha vinto tantissimi duelli andata, un attaccante che lavora molto per la squadra e poi se inventa dei colpi come quello dell'andata, diciamo che la carta di identità è ottima. D'Amico a cercare il movimento incontro di Maltese, che arriva sulla sporcatura di Perricone, poi da terra tutti e due, poi brutto fallo qui di Grillo su Fatta, fa giocare l'arbitro. Cerniglia, gran controllo per saltarne due, gran lavoro di Cerniglia con questo pallone, applausi dalla tribuna del Don Pino Puisi. Velardi trattenuto, guida protesta, ancora una volta l'arbitro continua con lo stesso metodo di jiu-jitsu usato sin qui, cioè lasciare correre. Comunque c'è rimessa laterale per il Montelepre. Con le mani Bertella, cerca il movimento nel mezzo spazio, come si chiama oggi, di Cerniglia. Poi la chiusura di Di Mercurio, altra rimessa laterale. 14 il cronometro, sempre 0-0. Occhio al movimento di Maniscalchi che viene servito corto. L'appoggio su Bertella che va al cross, che è un campanile. Polizzi la fa sua, arrivando bene su questo pallone. Poi prova subito a mettere in moto Grillo, che ha un po' di campo, se lo prende. Calagna, posizione quasi di mezzala, rimasto alto il numero 7. Prova subito a ingaggiare uno contro con Trentacoste. Sterzata, nasconde il pallone a Zambito, prova ancora ad andare. Bel duello questo con Trentacoste. Calagna resiste, alla fine subisce l'attacco di Trentacoste. Tocca a lui per ultimo. Porta a casa rimessa laterale. Grillo sulla sponda di Maltese, cross altissimo. Caronia deve mettere giù un pallone complicato, poi Maniscalchi dà una mano alla squadra. Caronia con un numero riesce a terla viva. Ancora Angelo Caronia, finta su Cerniglia. Martignetti, un po' di campo, pensa bene, dice prendilo. Poi Di Mercurio, bello spunto, numero anche con la Veronica. Doppia giocata di Mercurio. Calagna, intervento a voto di Perricone. Fallo. Favore di Perricone, fallo fischiato contro il partinico Dace. Caronia e D'Amico, da capitano, da responsabile, arriva a parlare con l'arbitro, perché tutti si lamentano per la gamba a martello di Perricone. Pensa bene, ha capito adesso che il fallo è a favore dei giallorossi, infatti protesta. Ha deciso così, ha visto un fallo precedente di Calagna su Perricone. Vola Grillo su questo pallone, tenuto in campo da Trentacoste all'altra parte. Fatta, esterno a cercare Zambito. Sanseverino esce su di lui. Vizzo Serro prova a lottare, tunnel riuscito, poi in qualche modo se la cava e alla fine la palla ce l'ha sempre lui. Prova a distersi Bertella, Vizzo Serro tira ancora troppo il pallone, alla fine sul tocco di Lavardera prende la rimessa laterale. C'è un problema però per il numero 28. Velardi chiamava un fallo che non c'è di Martinetti, e poi Lavardera disimpegnava da questo pallone. Diciassettesimo in corso, 0-0, fin qui solo una mezza occasione col sinistro di Velardi a colpo sicuro, murato molto bene da Martignetti. Pallone che non è arrivato in porta, però poteva essere un'occasione per il Montelepre. Caronia
viene a prendersi questo pallone e lo appoggia su D'Amico, che va dall'altra parte per Grillo. Accompagna il movimento Streberger, Grillo prova a mettersi in proprio, addirittura anche contro Trentacoste, a duellare da terzino a terzino. Trentacoste è bravissimo in questi duelli, se la cava molto bene, subisce la trattenuta e il calcio di punizione. Gran lavoro ancora una volta da quella parte di Ottavio Trentacoste. Pericone che andrà col lancio lungo. Palla telefonata Sanseverino, ha giocato di prima per Caronia, buoni primo controllo, lotta compatta che scippa questo pallone. Trentacoste su intervento di Streberger, rimessa laterale. Trentacoste trova fatta, sponda di petto a metà, Sanseverino toccato, rimessa laterale. Qui non c'è nessuno su questo pallone lungo, c'è D'Amico che lo allontana alzando il campanile. Maltese forse con la schiena, non con la spalla. Cernia protesta, l'arbitro fa giocare Maltese con lo spunto, passa sull'inner. Ancora l'ex Piana, cerca Calania che bene, adesso più centra a giocare, più da trequartista. Sentivo le indicazioni, pensa bene, diceva 2+1, quindi di fatto Calania più centrale, non come esterno, quindi non in un 4-3-3, ma magari in un 4-3-2-1, un 4-3-1-2, chissà. Che Calania comunque sa ricoprire benissimo anche quel ruolo. Poi Streberger è un centrocampista, però di fatto uno che spinge tantissimo. Qui c'è a terra Cernia per il Montelepre. Nel frattempo con l'arbitro che ha fermato il gioco, ha preso un colpo, mi sa il numero 38. C'è ancora a terra Cernia che non è in una posizione convincente sicuramente. Ancora a terra il numero 38, guida. Nel frattempo ha mandato a riscaldare qualcuno su tutti. Daniel Alves, che all'andata fu uno degli uomini che cambiò la partita. Fatta. Nel frattempo il gioco è ripreso, D'Amico addosso a Zambito, rimpallo che può diventare buono per il 27, che arriva in aria. D'Amico rimedia al suo mezzo errore, ma deve cedere calcio d'angolo al Montelepre, calcio d'angolo, il secondo da sinistra. Arriva Cernia, ancora Dolorante, l'inner per Ricone e Trentacoste a riempire l'area di rigore, oltre ovviamente a Velardi. La battuta di Zambito sul secondo palo a cercare Perricone, che si tiene un po' troppo con D'Amico. Comunque non c'è nessun tocco ovviamente, quindi rimessa laterale per la formazione partinicese. Caronia, corpo a corpo con Bertella, protesta, guida per una trattenuta che sembra essere fallosa, poi l'intervento di Lindner, stavolta sì, c'è il fallo di Angelo Caronia, punizione. Cernia,
palla nel vuoto di fatto. D'Amico poteva anche giocarla con più tranquillità. Poi Caronia ancora una volta senza fallo, rumoreggia la panchina giallorossa. Esterno di Caronia, interessante a liberare la Vardera. Perricone con una grande presa di posizione. Poi Bertella sul disturbo di Caronia non riesce a controllare, tocca a lui per ultimo. E guida stolta protesta. Ancora Tracinier che adesso si è ripreso. Babatte di Mercurio. Ok, Iomini in movimento dentro l'area. Vede Caronia che allunga per Calagna che prova il mancino sporcato. Chimento facile, può bloccare. Giusta l'idea di Calagna su questo pallone che rimbalzava proprio sul mancino. Calagna giustamente ha calciato. Primo tiro in porta, anche se quasi innocuo per il Partinicodace, è quasi innocuo per Chimento. Maltese cerca di farla passare per Calagna, gran recupero di Valerio Fatta, arriva il primo calcio d'angolo anche per il Partinicodace. E qui si è sacrificato il capitano, che nel frattempo chiede lucidità ai suoi, chiede calma soprattutto. Va a battere Calagna, Streberger in area, Martignetti, Maltese e anche D'Amico. Palla corta sulla Vardera che torna ancora dal 7, chiamano un fuorigioco. Calagna mette il cross dentro, colpo di testa sul secondo palo di Totò Maltese che sblocca la partita al minuto 24 su uno schema di fatto da calcio d'angolo. Arriva la prima firma per l'ex San Giorgio Piana, ha segnato Totò Maltese, prima firma nero-verde per lui. Si erano presentati benissimo all'andata Streberger e Caronia, lui aveva fatto assist. Adesso è il turno della prima firma con la del Partinicodace per Totò Maltese, arrivato da grande attaccante sul secondo palo, pronto a ribadire in rete questo cross. 1-0, si sblocca la partita quasi a metà di questo primo tempo. Più di 80 gol in eccellenza, più di 40 col Piano nelle ultime 2 stagioni. Un attaccante importantissimo di categoria. Totò Maltese nel frattempo cool in break, e diciamo che il Partinicodace va a riposo alla grande con il risultato di 1-0. La firma di Totò Maltese di testa con un gran movimento in aria, si è liberata e poi non poteva sbagliare. Con l'imbreak d'obbligo, squadre a raccolta presso le proprie panchine. Le indicazioni di Pensabene, che comunque è soddisfatto della prestazione, ha risultato dopo il gol di Maltese, perché sin qui il Partinicodace prestazione ottima nonostante il Montelebre abbia più da perdere, perché ovviamente partiva sotto, quindi doveva partire per cercare di passare in vantaggio e rimontare questa partita. E ha avuto una mezza occasione con Velardi, si è proposto in avanti, però ha colpito al momento giusto la squadra di mister Pensabene. Guida invece un po' più nervoso, anche se sin qui il suo Montelebre ha fatto quello che doveva.
E quindi, finito il cooling break, si è stappata la partita al Don Pino Puisi e ci ha pensato Salvatore Maltese e Montelepre che batte il calcio inizio. Tutto da rifare per la squadra di guida, che era partita meglio a livello di approccio. Qui grande palla di fatto nello spazio per Trentacoste, che va al cross basso, D'Amico può liberare, però si alza ancora la bandiera dell'assistente. Posizioni fuori gioco di Trentacoste, che è uno che spinge sempre tantissimo, bene in questo caso, però evidentemente oltre la linea alta del Montelepre. Qui pensate, dice non è utile questa azione dietro, andiamo lungo. Polizzi con rinvio lungo in direzione di Maltese, che va a saltare, Perricone la prende sempre lui. Streberger, Lavardera apre su Caronia, che nel frattempo ha fatto lo stesso movimento, cross sul secondo palo, con un pizzico di ritardo non arriva Maltese, però palla interessantissima. Era un invito a nozze questo cross di Caronia, su cui però non arriva nessuno. Pronta rinvio Chimento. Martignetti. Di testa ci arriva Bertella che prolunga. Cercato l'appoggio su Maniscalchi, che non era ben posizionato. E l'idea anche di andare così non era proprio la soluzione più giusta. Di Mercurio con le mani. Calania prolunga interessante col tacco Maltese, gattonando su Perricone. Solito duello, commette lui stavolta fallo. Poi la Vardera bravissimo a evitare la battuta rapida del Montelepre. Punta a battere Cernia, che vuole andare al rinvio lungo. Altra finta il numero 38, che non trova soluzione, alla fine cerca quella lunga su Velardi, che ha un bel controllo, atterrato, stavolta c'è il fallo di D'Amico, non ci crede Streberger. Calcio di punizione dai 25 metri per il Montelepre, occhio perché è una buona posizione questa. Sono ancora tutti lì. Barriera che ancora non si è sistemata. Nel frattempo ci sono più soluzioni, più giocatori nei paraggi del punto di battuta, perché vedo Perricone, Cernia, anche fatta calcia bene, però sembra voler andare Perricone. C'è anche Vizzo Serro. Perricone o Vizzo Sero? Parte Perricone col mancino. Polizia in due tempi. Sinistro un po' telefonato. Polizia sempre con la soluzione lunga. Devo aspettare che i suoi salgano. Adesso va sempre lungo. 30 costi di testa. Stavolta indisturbato Grillo. All'indietro D'Amico svirgola, allora può diventare buono questo play per Velardi. Arriva Zambito che prolunga per l'arrivo a sinistra di Vizzo Serro. Sono in tre da Grillo, Vizzo Serro deve scaricare, c'è anche Zambito. Lo scarico su Trentacoste. Ancora il 28. Fatta. Deve giocare di prima, lo fa bene, però Cernia viene coperto da Caronia, che fa dribbling sul 38. Prende una randellata da parte della mezzala giallorossa, e qui dobbiamo dirla tutta, viene graziato Cernia, perché
e il primo intervento sì, ma poteva anche starci il cartellino giallo. Minuto 32 e al 24esimo ci ha pensato Salvatore Maltese a portare avanti i suoi. Fatta richiama attenzione all'arbitro perché ha preso troppo campo, forse troppi metri Polizzi. Nel frattempo Martignetti, balla sventagliata per Caronia, se l'è completamente perso Bertella. Spunto di Caronia che però viene pescato in posizione di fuorigioco. Linner d'altra parte per Trentacoste. Perricone entra un po' nel panico qui, riesce comunque a portare a casa rimessa sul tocco di Maltese. Viene lì vicino Fatta che scarica ancora su Ottavio Trentacoste. Cercato Vizzocero, adesso comunque dall'inizio della partita è in più un 4-2-3-1 quello del Montelepre, Natale è un 4-2-3, però veniva Vizzocero più largo e Zambito che di fatto agisce dietro Velardi. Atterrato Velardi che come al solito ha fatto un gran lavoro, commesso fallo da Sanseverino, punizione. Sotto siamo più distanti, ma si può pensare sicuramente a una soluzione da cross. Salta, si allontana Perricone che ovviamente va a saltare. Sul pallone c'è Vizzoserro, Joaquin Vizzoserro. Va lui col destro sul secondo palo, Perricone di testa! La palla è in porta ma c'è fuori gioco. Si è alzata Banina assistente, occhiataccia di Perricone, ma sembrava oltre la posizione numero 40, che infatti non è che accenni più di tanto la protesta. Bellissima la palla di Vistoso, bello anche i colpi di testa dell'ex Bagheria, pescati in fuorigioco però. Quindi strozzata in gola la gioia dei tifosi del Montelepre. Aggiungo i Polizzi, Caronia forse con un braccio Bertella, Caronia si accentra, cerca spazio per tirare in porta, palla alle stelle. Ci ha provato Caronia che anche nel primo tempo con il radar, con le qualità che ha cercato più volte lo spazio per calciare, per andare in porta senza trovare proprio lo spazio per calciare. L'ha trovato adesso ma non ci è riuscito a trovare la porta. Allontana Grillo, rimessa per il Montelepre che con grande pazienza sta cercando sempre di più guardare i metri. Grillo di testa, fatta prolunga, Polizzi chiamato quasi dai suoi due colleghi difensori centrali, D'Amico e Martignetti, che adesso riceve. Ancora Martignetti, apre male però col destro per la Vardera, rimessa Montelepre che Cernia batte rapidamente su Velardi che si è smarcato bene. Vizzosero lotta con Calani al raddoppio di Streberger che è un po' in ombra in questo primo tempo, in questi primi 36. Vizzosero, c'è Bertelli in sovrapposizione, si muove anche Maniscalchi che si tiene in linea con la difesa nero-verde, poi Vizzosero controlla male, riesce comunque a calciare, Martignetti mura, la palla buona per Cernia che cade a terra, l'arbitro fa segno di alzarsi, al numero 38 ancora guida col sorriso ironico e le braccia larghe, richiamando l'attenzione. Cernia si era in qualche modo liberato in aria, era passato in mezzo a due, caduto a terra, l'arbitro era però molto vicino, ha detto che non c'è nulla. E adesso è arrivato anche a parlare con Giuseppe Guida Maniscalchi col cross molto ampio
su cui in qualche modo arriva Zambito contro Grillo. Lo scarico su Fatta che va al cross con l'esterno, quasi trivelli, interessantissimo. Arriva Maniscalchi, ha liberato Di Mercurio, raccoglie Cernia che determina in campo, va al cross, troppo corto e Di Mercurio può disimpegnare, addirittura provando a partire in una posizione in cui non c'è da fare queste giocate. Poi salto il fallo su Cernia, c'è intelligente, pensa bene, arrabbiatissimo perché non voleva un fallo del genere in quella zona di campo. Punizione del Montelepe che adesso ha preso coraggio di un buon momento di gara. Sempre Vizio Serro sul pallone e occhio anche a Maniscalchi. Che è un mancino, vediamo chi vada, lì sarebbe meglio lui. Va Maniscalchi, palla che si abbassa. Cioè reazione alla barriera, reazione è chiara. Maniscalchi chiamava anche un fallo di mano. Ancora una volta le proteste giallorosse. Di Mercurio. Lancio su Maltese che col ginocchio in qualche modo la tiene, scarica sulla Vardera che va la sventagliata non tale da impensierire Trentacoste. Poi D'Amico va ancora con la palunga, solita partita tennistica a questo punto di vista, con palloni lunghi e continuamente respinta dalle due difese. Caronia, esterno, toccato da Maniscalchi, rimessa. Calagna, vi ha persi lui, questo pallettone di Caronia su Bertella, giocatona. Poi movimento di Calagna a sinistra, cross dentro, cercare Maltese, Trentacoste liberato. Ma che bella giocata ha fatto Caronia, che ha scambiato con Calagna. La Vardera corre sulla destra, va al cross a rimorchio per Ricone, decisivo col piedone in anticipo su Maltese. Tutti chiamano un tocco di mano di Grillo, che prosegue la corsa, va dentro da Streberger che da un occhio in mezzo mette in rimorchio per Maltese, controllo e destro, Murato, calcio d'angolo per il Partinico Audace, che su una giocata di Caronia si è acceso, si è riacceso dopo un momento positivo per il Montelepe. Per Ricone protesta per il contatto poc'anzi di Grillo, forse con una mano. Grillo 2007, ma visto andata e ritorno un laterale interessantissimo da tenere d'occhio. 2007 va a battere Caronia, il corner, 40esimo, 5 da giocare più recupero, 1-0 Partinico Audace con la firma di Maltese, sulla firma di un altro nuovissimo arrivato Calagna. Caronia col cross, Chimento molto bene con i pugni a allontanare. Zambito ci crede, deve tenerlo in campo, ci riesce bene il 27 che lotta sempre tantissimo. Poi fallo di Sanseverino, se vogliamo un fallo intelligente d'esperienza per evitare la ripartenza. Cernia, Velardi, apertura col compasso su Bertella, può avanzare il 21. Vizio Cerro adesso quasi in posizione di mezzala in questa situazione, sbaglia ancora il tocco per Maniscalchi. Tante imprecisioni per il Montelepe quando si deve combinare sulle catene laterali, specialmente, se posso dirlo, molte di questo numero 28 che ha un bel piede ma momentaneamente non è entrato in partita. Trentacoste, dribbling su Streberger, poi Cernia per Fatta. Vizio Serro su Zambito, davanti a sé Grillo, sposta il 27 che si appoggia sul 28, cross dall'altra parte per Maniscalchi, scalco di Mercurio, Maniscalchi mette giù, sposta sul mancino, Maniscalchi calcia! Se lo inventa dal nulla Ferdinando Maniscalchi, pareggio al Montelepe, 1-1 al 41esimo, con pazienza, con calma e con una grande giocata di qualità di Ferdinando Maniscalchi, col primo gol in maglia giallorossa davanti ai suoi tifosi, ed è 1-1 al Don Pino Puisi. Il Montelepe è una squadra che non muore mai, che non molla di un centimetro, e anche contro una grande squadra come il Partinico Audace, in una partita così complicata
Arriva lo squillo, sempre 1-1 quindi. E tra l'altro bella la palla rifatta, sì, però poi il resto l'ha fatto tutto lui. Controllo ottimo, ha sistemato e poi ha calciato benissimo. Palo gol imprendibile per Polizia. Pareggiare il Montelepre che adesso ha preso ancora più coraggio con la spinta alla sua di Tentacoste, contro 2 addirittura. Deve uscire Grillo su di lui la chiusura, però l'umore della tribuna Don Pino Puisi è cambiato in un attimo. Tutto merito di Maniscalchi. Vizzosero sposta bene su Sanseverino, lo manda al bar, cross dell'argentino, deviazione e calcio d'angolo. Continua il momento positivo della squadra di guida quando mancano 2,5 alla fine dei 45 del primo tempo. Poi ci sarà sicuramente un minuto per il cooling break previsto. Batte Zambito, palla ancora troppo lunga, Perricone a terra, non c'è nulla, non può arrivare fatta, però ancora una volta battuto male questo calcio d'angolo. Zambito ha battuto 2 corner, battuti male, troppo lunghi. Di Mercurio con le mani, sempre a cercare Caronia, fatta leggere bene la situazione e poi di fatto allontana. Poi Martignetti a condurre questo pallone in fallo di fondo. Molto alta difesa del Montelepre. D'Amico va a cercare Caronia che viene molto vicino a Maltese adesso. Trova il corridoio per Ivan Lavardera. Sterzata dell'ex Don Carlo Misilmeri. Caronia, movimento di Mercurio, lui sceglie ancora Lavardera che non trova la verticale. Allora Sanseverino, Caronia si gira, spazio anche per calciare, invece inventa una grandissima palla per Calagna che va col mancino da posizione difficile, defilata. Sinistro alto sopra la traversa di Gianni Calagna. Altro invito di Angelo Caronia. Poi da lì forse aveva perso l'attimo Calagna, ha comunque scelto di calciare, anche se c'è il sostegno in mezzo di Maltese. Due di recupero. Arriva con 30 secondi d'anticipo la segnalazione del direttore di gara che dice 2 di recupero, quindi partita che fino al 47esimo. Rinvio di Chimento, anche lui grandissimo prospetto, ex Parnonval. Zambito, 30 Coste, pensa bene, si lamenta perché non c'è stata una pressione alta aggressiva qui come voleva. Bravo Calagna qui a recuperare questo pallone, lavorato da Streberger. Sanseverino, Caronia allunga per Maltese che è rapido, saltato Perricone che arriva in ritardo, non è d'accordo il 40. Arriva anche la prima munizione della gara e la partita per Aldo Perricone che non solo non ci crede, non è d'accordo, ma viene pure ammonito. Maltese l'ho anticipato, poi sull'entità del contatto si può valutare. Comunque punizione per il Partini Codace. Perricone ancora a parare dietro di gara. Allora, è stata una delle chiavi tattiche ma anche atletiche di fatto dell'andata, perché il gol di Caronia è nato da un errore di Perricone ma anche da un mismatch di velocità, perché su un grande assist del numero 9 Perricone si è perso il tiro di Caronia, non letto bene, e poi da lì è arrivato il 2-1 al 75, mentre nervi tesi qui nella mischia. Voi non vedete bene, ma nervi tesi tra Cernia e Sanseverino. Nel frattempo Maltese è ancora a terra, infatti l'arbitro aveva chiamato il sostegno dello staff medico. Adesso però sembrano chiarirsi Cernia e Sanseverino. Sì, esatto, c'è un bel abbraccio. Scherzano i due, anche se prima non sembrava sinceramente. Nel frattempo siamo fermi da un minuto.
l'arbitro che ha assegnato 2 di recupero 120 secondi, però di fatto dei 2 minuti solo 30 secondi sono trascorsi effettivi di gioco, quindi da capire quanto si giocherà poi effettivamente dopo il fischio del calcio di punizione. Maltese dolorante sta uscendo dal campo, almeno momentaneamente. Probabilmente Partinico Doce che finirà in 10 il primo tempo perché Maltese non riuscirà a rientrare. Fa segno che tira. Problema al muscolo per l'autore del gol del momentaneo 1-0. Poi ci ha pensato un gran gol di Maniscalchi a pareggiare. Pensa bene, si dialoga con il suo vice e il suo staff tecnico per capire un attimo le soluzioni. Nel frattempo vado a scaldare qualcuno, anche se ovviamente potrebbe entrare direttamente al secondo tempo. No, il cambio è pronto adesso. Il cambio è pronto adesso. Non aspettano la fine del primo tempo. Esce Maltese, quindi definitiva la decisione del Partinico Doce che Fosce Maltese che non ce la fa. Dentro con la maglia numero 13 Giuseppe Macaluso, classe 2002, un attaccante ovviamente, quindi dal punto di vista tattico non cambia nulla. Occhio allo schema qui, il destro di Mercurio che è stato liberato al tiro sul muro, però Sanseverino, controllo sbagliato, Maniscalchi prova a uscire da questa pressione, porta a casa fallo e fa 6 la squadra. Gran primo tempo di Maniscalchi, oltre al gol. Lancia un gol di Linner dalle parti di Maniscalchi e prova a scappare via di Mercurio. Non c'è fallo sulla Vardera, ma c'è il fischio del direttore di gara che dice che va bene così per il primo tempo, per la prima metà di gara. È 1-1 al Don Pino Puglisi di Montelepre. Fra Montelepre e Partinico Doce è passata in vantaggio la formazione di Pensa Bene col gol al 24esimo di Maltese, che poi qualche istante fa, proprio nel recupero del primo tempo, è uscito per infortunio, per essere lui a sbloccare la gara. Poi la reazione del Montelepre da grande squadra, da squadra che ha voglia di provarci, come ha fatto all'andata. Un gran gol di Maniscalchi al 42esimo fissa al momento il pareggio sull'1-1, quindi torniamo tra poco, ci vediamo tra poco. Il campo poi dice sempre la verità. Avevamo le polveri bagnate oggi, quindi abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo fare gol, non ci siamo riusciti, però mi tengo la fase di non possesso, mi tengo che siamo stati dei baluardi. Comunque una squadra deve anche saper soffrire, oggi abbiamo sofferto e quindi soffrire è importante, e quando sai soffrire poi farai bene, e sono sicuro che dalla prossima iniziamo a fare anche gol, perché dobbiamo sbloccarci. Magari abbiamo alzato qualche giocatore in più, arrivavamo anche da dietro, quindi facevamo a doppia superiorità numerica, ci siamo riusciti bene. Abbiamo creato, ripeto, diverse occasioni, anche Manno è entrato bene, sono ottimista, sono fiducioso, perché i ragazzi comunque hanno dato una buona prova contro un avversario che comunque sarà difficile in questo campo, è la loro forza, si sono difesi bene e hanno giocato anche. Faccio i complimenti all'avversario, perché comunque è anche giusto, quando c'è un avversario che ti dà filo da torcere, è anche giusto fare i complimenti a loro, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare, già da domani iniziamo a lavorare su quello che dobbiamo migliorare. Se c'è una di quelle cose che oggi mi danno più fastidio è non essere riuscito
a regalare una vittoria a loro, perché oggi la volevo dedicare proprio a loro e questa è una di quelle cose che mi lascia e mi fa stare ancora molto più arrabbiato. Però sono sicuro che domenica li voglio vedere felici e dobbiamo regalargli questa vittoria, perché oggi sono stati vicinissimi alla squadra, sono venuti in ritiro dove eravamo noi e volevamo a tutti i costi regalargli questa vittoria. Non ci siamo riusciti, però domenica devono darci una mano loro e poi alla fine festeggiare insieme. Però c'è un detto che dice che quando non possiamo vincere l'importante è non perdere e va bene così, una squadra deve anche saper soffrire. Abbiamo visto nella prima partita McCauley Crisantos, quando sarà il suo momento, immagino pratiche burocratiche, anche perché questo Marsala serve un attaccante in più di esperienza. È arrivato ieri, quindi diamogli il tempo di firmare, già comunque è ufficiale. È un giocatore che ci darà una grossa mano, un giocatore esperto, un giocatore che comunque conosce bene questa categoria, ha fatto anche categorie superiori e ci darà anche lui una grossa mano come tutti gli altri, perché oggi i ragazzi che ha giocato dall'inizio e chi è entrato sono soddisfatto di tutti. Dobbiamo migliorare un pochettino di più perché siamo stati un po' lenti sulla manovra il primo tempo. Abbiamo avuto anche un po' paura nel giocare e quindi questa è una cosa che non perdono assolutamente, perché non dobbiamo avere paura, che se abbiamo paura di giocare facendo il nostro lavoro c'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo subito immediatamente scrollarci questa paura di giocare, perché dobbiamo avere la personalità di provare quello che facciamo durante la settimana e poi allora se sbagliamo mi assumo io le responsabilità, però i ragazzi oggi non posso dire niente perché hanno dato tutto e quindi quando danno tutto io ai miei ragazzi li ringrazio sempre e oggi si meritano i miei ringraziamenti i ragazzi. Ognuno gioca con le proprie armi. Loro spezzettavano sempre il gioco, io non lo volevo dire però me l'hai detto tu e quindi mi accodo. Loro spezzettavano spesso il gioco, sono stati bravi perché comunque nei momenti cruciali quel minuto che ti spezza il gioco ti fa perdere il ritmo, ti fa perdere l'intensità, ti fa perdere che ci credi di più e quindi sono stati bravi. Ognuno mette in campo i propri mezzi, fa parte del gioco, quindi ognuno, ripeto, con i propri mezzi fa quello che vuole. Prima di entrare in campo ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della squadra in cui stanno giocando e stanno lavorando. Marsala è una piazza troppo importante, quindi devono essere veramente fieri di avere questa opportunità perché per tutti noi è un'opportunità. E domenica abbiamo bisogno del 12° uomo in campo che sono i nostri tifosi perché insieme possiamo fare grandi cose. Sono convinto, sono sicuro. Sono anche consapevole che riusciremo a rendere felici questi ragazzi che hanno tanta voglia, ma anche noi abbiamo tanta voglia e quindi spero che vada bene. Le nostre qualità sono venute un pochettino meno, anche per demerito nostro, ma anche per merito comunque dell'Accademia che ha fatto una partita dura e ci ha messo in difficoltà sotto questo punto di vista. Un gruppo fantastico, veramente di brave persone e che mi hanno accolto, ripeto, alla grande. Meglio non potevo desiderare per le prime di campionato. Parto principalmente come centrocampista, mezzala più che altro. Mi posso spostare anche a fare il quinto sia a destro che a sinistro, quello è indifferente in base al mister. Poi, ripeto, in base a come il mister mi vede, comunque posso dare una mano alla squadra e io mi sposto. L'importante è che diamo un contributo alla squadra tutti. Principalmente io che sono uno dei più piccoli, quindi mi devo adattare. È una grande emozione perché alla fine sono arrivato qui da pochissimo e ritrovarmi subito nella formazione titolare è stato un grande orgoglio, ma anche un modo di merito mio, nel senso che mi sono fatto titolare subito pronto e comunque il mister mi ha visto pronto per poter giocare questa partita. A livello fisico ero pronto, però arrivare dopo 3 giorni subito titolare e fare 90 minuti non è scontato, quindi voglio ringraziare il mister di nuovo e tutta la squadra. Ma avevo avuto l'opportunità di tornarci comunque, insomma, però è sempre una bella emozione, no? Palermo, al di là dell'aspetto calcistico, è una città meravigliosa. Trovo un clima in linea con quello che ho frequentato io, quindi però dai, è bello. E poi il contesto di questo tipo di calcio rende ancora più interessante, più emozionante il ritorno. È bello stare a contatto con i giovani. No, è determinante stare a contatto con i giovani, questo nel calcio ma nella vita in genere. Io credo che mi sembrerà una grande contraddizione dai giovani, uno
la possibilità di imparare tantissimo, insomma, anche se spesso si crede il contrario, non è esattamente così, quindi vedere giovani stranieri anche, insomma, che vengono da altri paesi di ogni età, uomini, donne, è una sensazione veramente speciale. Qui ha trovato anche diversi amici, com'è il clima alla Cavera Academy? Ma il clima è molto conviviale, quindi ho avuto l'opportunità, a parte Marco Amelia, insomma, che ogni tanto ci vediamo a qualche avvenimento, però ho avuto veramente l'opportunità di incontrare Giovanni Tedesco, il fratello, Giovanni che non vedevo da tantissimo tempo, e poi altri, insomma, diciamo così che è un piccolo ritorno al passato. Lei a Palermo non ha vissuto, calcisticamente parlando, degli anni, dei momenti bellissimi, Dei giorni. Dei giorni bellissimi, però ecco, c'è qualche ricordo positivo che ha? No, ma guarda, io, chi mi conosce lo sa, io non sono una persona rancorosa e soprattutto so prendere da ogni esperienza anche gli aspetti positivi, come anche dalle belle esperienze so individuare quali sono stati i momenti negativi. Palermo era un momento in cui il calcio veniva fatto a certi livelli e i giocatori erano straordinari sotto l'aspetto tecnico. Credo di aver potuto allenare per poco tempo uno dei migliori Palermo della storia e non è andata come pensavo potesse andare per 1000 motivi, ma sarebbe anche ridicolo oggi ritornare su certi momenti. Rimane il fatto di aver fatto parte della storia di una società così gloriosa, così importante. C'è qualche calciatore del Palermo con cui è rimasto in contatto? Beh sì, insomma, più di tutti con Fabrizio Miccoli, ma lo ero già prima che io venissi a Palermo e anche dopo, insomma, Fabrizio è stato un figlioccio, diciamo così, perché vabbè, l'allenatore è stato quello che l'ha lanciato in Serie A, però al di là di questo aspetto sportivo ho sempre mantenuto un rapporto speciale con lui, con la sua famiglia, quindi ho condiviso con lui tante cose, anche quelle negative che l'hanno coinvolto, e non l'ho mai volutamente lasciare solo, perché il legame che ho con lui è realmente speciale. Guardando al Palermo di oggi che punta in alto, secondo lei cosa finora non è andata dopo la cessione al City Group? Ma guarda, stare qui in mezzo a un campo e dire quello che non è andato è la cosa più semplice del mondo. Fatto questo mestiere lo so, lo conosco, quindi a volte bisogna realmente capire le cause. Io per esempio non sono d'accordo con chi, questo mi sento di dirlo, con chi considerava il Palermo una squadra che dovesse per forza vincere il campionato. Però era ovvio che le aspettative, quelle giuste, legittime, erano di un campionato e di una fase playoff migliore di quella che è venuta fuori. Però non chiedetemi le cause, perché ripeto, il rischio è quello di dire delle stupidaggini, anche un pochino una forma vigliacca nei confronti di chi può sentirsi responsabile. Quindi calcio è questo, se perdevi la finale playoff eri in B lo stesso, non cambiava niente. Chi ha vinto la finale playout è in B lo stesso. Voi immaginate tra Spezia e Sampdoria, cioè quello che è stato il loro campionato, il prossimo anno si ripresentano a zero con nuovi propositi, nuove possibilità, quindi così va il calcio. Quindi Palermo ripartirà per tornare in Serie A, perché è il posto dove credo, adesso non voglio dire debba stare perché è anche una parola eccessiva, però in un posto che può tranquillamente frequentare. Anche 1-1. Di nuovo live dal Don Pino Puglisi di Montelepre, e pronti per il secondo tempo. Squadra già in campo fra Montelepre e Partito Doci. Il risultato alla fine del primo tempo è di 1-1 al 24esimo. Ci ha pensato Salvatore Maltese con la testa a fare 1-0, poi è uscito però
alla fine del primo tempo per un cambio forzato, perché su un contrasto con Aldo Perricone ha sentito tirare, indicando, facendo la panchina, ha sentito tirare. Mister pensa bene, proprio qua sotto nostra postazione, pensa bene, non ha rischiato, non vuole rischiare, non ci ha pensato 2 volte e lo ha tolto al campo. Il pareggio poi al 41esimo con un gran gol di Ferdiando Maniscalchi. Adesso però inizia la seconda metà di gara, quella che può decidere, che sicuramente c'era forse le sorti di questa partita. Primo, ricordiamo, 16esimi di ritorno in Coppa Italia, eccellenza nata 2-1 per il Partinico Audace, quindi serve un 2-1 al Montelepre per mandarla ai supplementari e provarci ancora. Quindi cambio forzato, quello della formazione neroverde, che ha tolto al campo Maltese e ha messo dentro Macaluso con la mia numero 13, che è entrato praticamente a freddo e infatti è rimasto in campo a scaldarsi per tutto il tempo, per tutta la pausa fatta. Gioca su Vizzocerro, che ha qualcosa da farsi vedere, non qualche errore sotto porta o altro, però tante imprecisioni al primo tempo. 30 Coste, Zambito nasconde il pallone, poi esagera e cerca un dribbling di troppo su Calagna, che prova anche lui a girarsi, porta a casa rimessa laterale. Grillo con le mani, Caronia che momentaneamente passa adesso, ma in realtà sappiamo che sono 2 punte quelle di pensa bene in questo momento, con Calagna più da trequartista e Caronia che agisce accanto a Macaluso, che è la nuova punta centrale del Partinico Audace. Lindner, lancio lungo e in fuorigioco Bertella, che addirittura è in posizione di ala destra, poi la Vardera, Martignetti, Sanseverino alleggerisce dal capitano D'Amico, lancio lungo in direzione di Caronia di testa Pericone, poi a vuoto la Vardera, può arrivare Cernia, Maniscalchi, Perricone si apre 30 Coste, si avvicina a Vizzocerro che vuole il pallone, lo ottiene liberissimo in quello spazio. Streberger, che ha fatto una partita un po' in ombra dal punto di vista offensivo, però si sa che vede più dal punto di vista difensivo. L'uomo che l'ha sbloccata all'andata con un gran gol. Velardi, D'Amico, tocca a lui per ultimo, rimessa laterale per i giallorossi. 30 Coste, lungo con le mani a cercare Velardi, sempre a fare a sportellate là davanti con D'Amico. Raddoppio qui di Grillo e di Streberger, la palla è sempre nel Montelepre, il numero di fatta, Streberger spazza via e palla direttamente dal portiere Chimento. Lindner gioca ancora al suo portiere Perricone, a cui è stato dato un gol per fuorigioco nel primo tempo, servito bene da Vizzocerro su una punizione, però era di testa, l'ha messa dentro però oltre la linea difensiva del Partinico Audace. 30 Coste, Velardi sbaglia l'appoggio sul disturbo, poi Sanseverino, palla lunga a cercare Caronia, Lindner in vantaggio e soprattutto ben appostato Martignetti, prova a anticipare Zambito, batte e ribatte, la mette a traverso, ci pensa Cernia e poi a moderare ci pensa sempre Valerio Fatta, che apre a memoria di prima su Bertella, che prova a lavorare con Maniscalchi sulla catena di destra, non si chiude lo scambio, poi tocca Martignetti, Montelepre che comunque guadagna metri e anche la rimessa. Questa è una partita molto combattuta, che è Partinico Audace che non deve concedere al Montelepre, che ha finito molto bene a livello psicologico anche col gol di Maniscalchi il primo tempo, anche se il Partinico Audace è una squadra che ha una qualità immensa nei suoi giocatori e quindi è sempre in grado di creare problemi in qualsiasi momento della partita. È stato così all'andata e al momento, è stato così anche nel primo tempo di questo ritorno di 16esimi di Coppa Italia Eccellenza. Solito rinvio lungo di Polizzi, che ormai è una costante in questa partita. Bertella, la Vardera tappa il buco, gioca bene su
Calagna che poi appoggiò su Caronia, che ha provato a sventagliare. Era Di Mercurio anzi che ha cercato apertura su Calagna. Velardi, rimpallo, confusione, alla fine la palla è buona per Streberger che può strappare, un po' di campo, cerca l'apertura, tappa il buco Valerio Fatta, poi ancora John Francis Streberger, apre su Calagna che può andare a 1 contro 1, sinistro che gira sul primo palo, troppo facile per Valerio Chimento. Perricone, Fatta nello spazio, può ricevere in mezzo ai centrocampisti del Partico d'Ace. Vizzo Cerro tocca, ci può credere Maniscalchi che partiva però molto in ritardo, non era facile arrivare su questo pallone, rimessa laterale. Sanseverino con una finta, forse con un braccio, sì, così dice il direttore di gara, punizione per il Montelepre. Pallone che ha preso un rimbalzo strano e letteralmente sbattuto sul braccio di Giulio Sanseverino. 3 presenze in Serie A con la maglia del Palermo negli anni quelli più belli di Pastore, Miccoli, che non è cosa da poco assolutamente. Di Mercurio può andare via su Fatta, è veloce Di Mercurio ma Fatta copre bene, poi quasi si pestano i piedi, Linder e Pericone, alla fine la palla arriva a destinazione da Vizzo Serro. 30 Coste, apertura su Zambito che cerca il tocco di prima di ritorno a riconquistare il Partico d'Ace in zona più o meno alta di campo. Sanseverino rischia e alla fine la perde sull'attacco di Zambito. È foltissima, aggressiva la pressione del Montelepre. Alla fine D'Amico per le vele, Castagna al fuoco, rinvia lungo. Pericone forse con le mani su Macalusa, allora Caronia si accentra, cerca spazio, prova ad aprire per Calagna, palla che non passa, con la di Streberger sì, ma Calagna servito è già alle spalle di Trentacosti, in netta posizione di fuorigioco. Classe 2002 Giuseppe Macaluso. Vizzo Serro, Fatta dietro da Trentacoste. È pronto Alves. Le indicazioni di Giuseppe Guida. D'Amico di testa, ha preso un colpo al volto Velardi che rimane a terra. Occhio a questo contatto, poi fallo anche su Cernia, punizione. Adesso la partita, abbiamo detto, si farà interessante, si farà maschia. Vittor Gabriel Alves è pronto, l'uomo che entrò all'andata e di fatto cambiò la partita con la sua qualità, con la sua tecnica. A parlare con Velardi per il contatto subito poc'anzi. Allora, cambio, è pronto Vittor Gabriel Alves e viene chiamato Ferdinando Maniscalchi, che ha detto io, come a dire, perché? Non sembra essere contentissimo l'autore del gol dell'1-1, che magari può avere un calo di energie, non so cosa ha visto Guida, ci può stare, però sì, qui era uno dei migliori in campo, anche colui che ha siglato il gol dell'1-1. Alves, tra l'altro, che all'andata è stato impiegato come trequartista, sicuramente un giocatore che gioca dietro le punte. Comunque lo applaude, si complimenta Giuseppe Guida. Dentro Vittor Gabriel Alves con la maglia numero 20. Comunque l'abbraccio con Guida e Vittor Gabriel Alves, che è un mancino, quindi evidentemente verrà impiegato nello stesso ruolo, anche se è in mezzo e Zambito passa a destra, sì, perché era un 4-2-3 quello del Montelepre, oggi è un 4-2-3-1 per l'ingresso di Vizzo Serro, che ha giocato un po' in mezzo al campo, un po' a sinistra. Adesso Zambito a destra, quindi non c'è un giocatore più invertito. Alves, che mancino, giochi in mezzo, giocatore più sicuramente di geometrie e meno di strappo come Maniscalchi. Zambito a destra, Vizzo Serro a sinistra, davanti sempre Velardi. Caronia mette il piede
e di fatto trova la palla per Cagna che sventa dall'altra parte per Caronia che mette giù, deve scaricare la Vardera col destro al lato, l'aveva costruita bene la formazione di Pensa Bene, scarico di Caronia e destro potente ma largo di Ivan Lavardera, occasione Partinico. Il 7, il 10 e l'8 l'avevano costruita. Chimento aspetta ancora un po' che i suoi sistemi, poi va al rinvio lungo, fatta prolungata, fa lo stesso Vizzosero, poi D'Amico riesce ad allontanare, Grillo la tiene viva resistendo anche al contatto fisico con Vizzoserro. Calagna, palla per Macaluso che imbuca dentro per il movimento di Caronia. Caronia! Sembra una fotocopia dell'andata, segna ancora, segna sempre Angelo Caronia. 2-1 per il Partinico Dace nel momento in cui c'è da essere maturi, da essere squadra, e ci pensa sempre il numero 10, gran palla di Macaluso. Sembra la stessa azione del gol del 2-1 nell'andata. L'assist lo fa sempre la punta, il gol lo fa sempre il 10, lo fa sempre Angelo Caronia. 2-1 e torna avanti la formazione di Pensa Bene. Che giocatore intramontabile Angelo Caronia. Gol all'andata, gol anche al ritorno e vantaggio che dà sicuramente più serenità anche in aggregato. Sì, adesso Montepre che dovrebbe segnare 2 gol e andare sul 3-2 per riagguantare il pareggio in aggregato. Vizzoserro, rimpallo, arriva a 30 Coste, si va a vedere Velardi, servito, deve liberarsi di Lavardera per passare addirittura in mezzo a 3, ma sono troppe le maglie neroverdi. Calagna, gran partita fin qui di Calagna che poi va al lancio lungo quasi per evitare di perdere il pallone in quella zona di campo. C'è Lindner che la butta via, 30 Coste riesce a terla in campo, poi fatta però non da lui questa giocata, anche perché non era pressato. Fatta, prova a lottare con Macaluso per Ricone e risolve la questione. 30 Coste, palla prolungata, Vizzoserro a terra, punizione. Cerniglia, Bertella, Vittor Gabriel Alves, Sanseverino con lo scarico, la Vardera, sono usciti benissimo quelli del Partinico Dace, poi Sanseverino messo giù, punizione. Adesso è il momento in cui trova più fluidità anche nell'uscita palla al piede del Partinico Dace, sicuramente anche in forza del gol di Caronia che ha dato grande vitalità dopo un primo tempo che si era chiuso magari più in sofferenza per il Montelepre, per il Partinico Dace, perché il Montelepre attaccava dopo l'1-1 di Maniscalchi che nel frattempo ha lasciato il campo a Vittor Gabriel Alves. Calagna, gran cambiato dal 7 al 10. Caronia aspetta di Mercurio, premiata la sorposizione, palla al rimorchio, deviata, Cernia riempie l'aria e libera. Poi campanile di testa Vittor Gabriel Alves, allunga su Velardi che allunga a sua volta su Zambito che va anche lui di testa, poi la palla corta, Martignetti, bravissima la Vardera, di fatto serve lui l'assist per la corsa di Velardi che aspetta i rinforzi, la Vardera lo butta giù, calcio di punizione. Quindi la Vardera a commettere fallo. Macaluso torna a dare una mano. Servita una gran palla simile a quella di Maltesandata. Evidentemente è una giocata, una trama che avranno provato spesso in allenamento del Partinico Dace, perché è esattamente la stessa azione del gol del 2-1 dell'andata, esattamente, con Maltese che era stato trovato tra le linee da
da Streberger dalla mezzala. Movimento col controllo dentro il campo e poi palla sul taglio di Caronia. Alves sul secondo palo, cerca Velardi, palla lì, buona ancora per Zambito che deve proteggere, poi sballoscare là, può partire il contropiede del Particodace con Clagna che è veloce, va corpo a corpo con Fatta che lo strattona non basta, poi ancora Clagna cade, c'è fallo sul numero 7, occhio al cartellino per Zambito, quantomeno dovrebbe essere giallo, occhio all'inner, muso duro con Macaluso. Fatta aveva trattenuto per la maglia cercando di far fallo a Gianni Calagna, ma addirittura è scivolato e allora il fallo ha fatto Zambito, cartellino giallo per il 27. Qui decisivo lo strappo di Calagna che ha messo in difficoltà tutta la difesa giallorossa. Sul pallone Caronia, anche Cagna che può andare col mancino a rientrare. Nel frattempo pensa bene e il suo vice parlano qui sotto la nostra postazione cercando di cambiare qualcosa. Movimento di Sanseverino non visto, Particodace se la prende comodissima, il fischio è arrivato da qualche secondo. Caronia sul secondo palo da Amico, prova a girarla, ha liberato la difesa del Montelepre. Zambito prova ad allungare, ottimo lavoro di contenimento di Giulio Sanseverino. Nel frattempo proprio ha fiscato fallo comunque di Sanseverino, quindi calcio di punizione. Addirittura un fuorigioco non visto, quindi si riparte da lì, da Perricone. Fatta 30 Coste, lancio lungo a cercare Vizzocerro che prova ad arrivare su questo pallone. Grillo sempre attentissimo, era un pizzico di ritardo, riusciva comunque ad arrivare. Cerniglia mette giù e apre su Velardi che parte largo. Vizzocerro prova a passare su D'Amico, non si passa però col numero 6 del Particodace. Grillo salta ad avversari, bello stile, tunnel di Grillo, l'abbiamo detto, è da attenzione il numero 2 qui, poi travolto da Vitor Gabriel senza fallo, imbucata per Velardi. Martignetti copre benissimo, non c'è contatto qui, ma Grillo numero 2 classe 2007, l'abbiamo detto il primo tempo, è da tenere d'occhio. Difende, attacca benissimo, qui ha fatto un'uscita di personalità, di carattere e di qualità, soprattutto perché ha saltato 3 avversari, il terzo con un tunnel. Cambio per il Montelepre nel frattempo. Allora esce il 28, quindi esce Joaquin Vizzosero che non ha fatto una buonissima partita, sbagliato tanto nel primo tempo, nel secondo tempo un po' meglio, però di fatto non ha potuto creare tantissimo nel quarto d'ora sinquigioto del secondo tempo, anzi nei 18. Entra il 33 Salvatore Ferraro, un altro giovanissimo della squadra di Mister Guida, è un 2006 che sta molto vicino a Velardi, quindi adesso vediamo come si mette la squadra di casa. Dentro Salvatore Ferraro al suo posto. Rinvio lungo di Polizzi, salta l'inner, salta Macaluso, la prende il 37 giallorosso. Caronia cerca il colpo di tacco per farla filtrare, guadagna rimessa che batte rapidamente su Macaluso. Linner, questi interventi non li sbaglia mai, calcio d'angolo. Deve arrivare Velardi a dare una mano, salgono ovviamente
i due centrali D'Amico e Martignetti. Cross dentro, colpo di testa di D'Amico, che in qualche modo è arrivato prima di Perricone, si è avvitato ma non riesce a indirizzare bene. Perricone con lancio lungo a cercare Salvatore Ferraro, Grillo senza badare all'estetica spazza via. Chimento lungo a cercare Bertella che si appoggia sull'inner, non pressa alti particolari ma aspetta, lancio lungo troppo lungo per Velardi, Martinetti addirittura poteva anche andare dietro da Polizzi, invece si rifugia in rimessa laterale, spendo il pallone in tribuna. Vitor Gabriel Alves, Caronia la riconquista e prende rimessa, applausi dei tifosi neroverdi sparsi. Sto già a Montelepre, trasferta abbastanza comoda, vicina, lo era anche all'andata con i tifosi a Montelepre che sono accorsi in tanti al Favazza. Vitor Gabriel Alves per appeso lo Streberger che lo atterra, calcio di punizione, secondo ammonito, anzi terzo della gara, che è John Francis Streberger, dopo i due ammoniti del Montelepre che erano Perricone e Zambito. Adesso ha ammonito anche l'11 neroverde. Punizione, ovviamente è entrato anche per questo Vitor Gabriel Alves, per sfruttare il grande piede mancino che si ritrova e battere i calci piazzati. Parte Nicolace che tiene la linea alta e ok saltatori. Minuto 68 adesso, ancora 22 da giocare più recupero, c'è un'eternità, però servirebbero 2 gol al Montelepre per trovare l'impresa e portare supplementari. Sul secondo palo Perricone ancora in fuorigioco, va di testa, stavolta palla in bocca a Polizzi, ma come nel primo tempo si alza la bandierina l'assistente. Culin Black indicato al direttore di gara con un fischio. Si va un attimo a mente lucida presso le panchine, con Caronia che come l'andata sta decidendo il match col gol del 2-1, con un gol che sembra un replay di domenica scorsa, con le stesse componenti, gli stessi interpreti anche. Allora, interessante quello che sta dicendo, pensa bene, qua sotto, non so se lo sentite, dice di passare a 5, il Partito passa al 5-3-2 con una cosa, un cambio tattico che aveva effettuato anche all'andata, no? Sempre quando era in vantaggio, dopo il gol del 2-1 di Caronia, 5-3-2, quindi con il quinta destra lo fa la Vardera, sentivo bene, Grillo dovrebbe farlo a sinistra o viceversa, ma credo che Grillo vada a sinistra. 3 mezzi ali, Streberger, Sanseverino e Calagna che si abbassa, Caronia con Macaluso davanti e ha detto in colonna, quindi cercando di muoversi simmetricamente di fatto.
No, la Vardera quinta a sinistra e Grillo a destra. Bello il rinvio di Polizzi, preciso sulla Vardera, che si è cambiato posizione a tutto campo, ma ha impiegato anche l'andata comunque giocatori di corsa che sa fare quel ruolo. Ferraro ricomincia da Trentacoste che prova a scambiare con Ferraro, palla un po' lunga, Sanseverino la trasforma in possesso per il Partinicodace, poi tacco interessante di Caronia, può spingere Grillo che è veloce, però arriva su di lui Salvatore Ferraro a chiudere. Si muove ancora qualcuno nei pressi della panchina del Montelepre, c'è Castigliola anche. Sanseverino, fallo di Ferraro, fallo di Grillo su Ferraro. Pensa bene arrabbiato qui per questo pallone perso. Alves, Cernia apre su Bertella, si avvede ancora il numero 20, palla invece dietro da Linner che rischia sulla pressione sull'attacco di Macaluso e alla fine la palla è persa con Streberger che va dentro la Caronia, su lui Perricone, Caronia indietreggia ma trova lo spazio e va alla sventagliata a destra su Gianni Calagna, 1 contro 1 con Trentacoste, cambio di passo numero 7 che va al cross sul secondo palo, troppo lungo per Macaluso, pallone allontanato, Cernia prova a uscire da solo, riesce a passare sulla Vardera che poi lo chiude, fa un brutto fallo la Vardera e potrebbe arrivare il gioco anche per lui. Graziato anche qui va la Vardera perché evita la ripartenza. Qui la Vardera rischia ancora, allontana il pallone. Ha rischiato col fallo e poi ha rischiato anche allontanare il pallone. Adesso il giallo alla Vardera che di fatto era dato a colloquio con Cernia per scusarsi per il fallo, ma anche col direttore di gara che però ha detto non ti posso perdonare, e quindi quarta ammonizione della partita, 2 per il Montelepre e 2 adesso anche per il Partinicodace con la Vardera che si aggiunge al referto. Il taccuino. Lancio di Perricone, interessante a cercare Bertella, ottima diagonale di la Vardera che scende dietro la Polizzi che può bloccare. Polizzi lungo a cercare Macaluso, si mette davanti Perricone, riesce in qualche modo a dargli disturbo Macaluso, poi parla dietro a Chimento, fatta. Bertella può avanzare, cerca il movimento incontro di Cernia che però scivola sul più bello, allora può ripartire la formazione nero-verde e qui fallo di Sanseverino, arriva un altro giallo ai danni del 4 Partinicese, in ritardo su Cernia, quinto ammonito. Quarto d'ora finale, 74esimo sul cronometro, entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita, la fase clou della gara. Al momento si avvicina il Partinicodace 4-2 in aggregato, visto il 2-1 dell'andata al Favazza, servirebbero 2 gol al Montelepre per provare a restare in questa competizione della Coppa dell'Eccellenza e mandare tutte le supplementari. Trentacoste se la porta avanti, la palla uscita. Qui contatto tra Perricone e Macaluso, andato a terra il numero 13,
Solamente un'altra rimessa qualche metro più avanti, ancora le proteste di Guida e di Piero Gatto in panchina. Palla sempre su Macaluso, Perricone non vuole farlo girare, bel lavoro del numero 40 poi fatta, pulisce questo pallone. Lancio di Linner, ci crede Velardi, D'Amico, su questi palloni arriva sempre. Sanseverino cerca di buttare questa palla avanti, Caronia, si allargano le due maglie, soprattutto con di Bertella, e il numero 10 a commettere fallo. Valerio Fatta su Bertella che va la palla lunga centrale, Sanseverino tappa il buco, rimessa laterale. Si muovono Alfano, Rosone, Zerillo per il partinico Dace, pronti a subentrare. Alfano che è entrato molto bene nella partita di andata, ha fatto gli ultimi 6-7 minuti di partita, forse poco prima del 90esimo, però un giocatore che ha dribbling, ha un grande strappo e in questa ultima partita può fare molto bene. Se la prende comoda Polizzi e va al rinvio. Palla verso Macaluso che però la colpisce la direzione alla parte sbagliata e di fatto si va dall'altro attaccante che è Velardi, che per farla passare per Ferraro. C'è sempre Martignetti per rimessa laterale. Calagni allontana il pallone. Mentre rimessa è per il partinico Daci, non per il Montelepre. Cambia nel frattempo, è uscito Linner, è entrato Castigliola, cambia sicuramente qualcosa per il Montelepre, mentre c'è Fatta che parla con Guida, è quasi molto arrabbiato, molto nervoso. Cambia qualcosa per forza perché Castigliolo è un centrocampista, una mezz'ora, Linner è un centrale, quindi si abbassa Valerio Fatta da centrale di difesa accanto a Perricone, ma è un ruolo che l'anno scorso ha ricoperto. Lui di base è un mediano, anche perché ha grande tecnica, però ha fatto per gran parte della stagione il centrale di difesa. Dentro Castigliola che di fatto prende il suo posto nel 4-2-3-1. Doppio cambio anche per Pensa Bene, li abbiamo chiamati Zerillo e Alfano. Zerillo all'andata è entrato come quinto a sinistra, penso che sia lo stesso. Vediamo chi esce però. Allora, sicuramente Streberger che si sta dirigendo verso bordo campo, lo vedete, partita complicata per lui. L'andata ha fatto un gran gol, una ottima partita, ha avuto pochi strappi, però ha fatto una partita più di copertura, più difensiva. Però bello l'abbraccio con Pensapè, si complimenta. Dentro Alfano, Zerillo al posto di Lavardera che ha preso poc'anzi anche la munizione, quindi senza correre rischi. Alfano però è un esterno alto, quindi penso che si torni al tridente lì davanti. Addirittura a 4, perché Zerillo può fare anche il terzino. Caronia sistema, vuole calciare! Chimento si distende dalla sua destra, ha disegnato una parabola Caronia che va vicino a doppietta, gliela toglie Chimento. Calciato da 30 metri con una balistica incredibile. Voleva chiuderla così. L'ha cercata proprio, l'ha sistemata e calciato con questo collo esterno. Corner, arriva sempre lui a battere. Col destro a rientrare, direttamente in porta! Ha cercato addirittura il gol olimpico, vuole prendersi tutto questo pomeriggio, questa domenica. Angelo Caronia, che dalla stanchezza abbassa di calzettoni cerca addirittura il gol olimpico. Zambito, instancabile Zambito, anche se credo ne sta risentendo. Qui vuota a sinistra, adesso torna a destra. Fatta, Alfano tocca, palla riconquistata, Macaluso prolunga per Alfano, può iniziare regolare. Alfano a terra, calcio di rigore.
Strattonato da Bertella, che ancora una volta è in ritardo. Calcio di rigore per il Partita Codace. Ammonizione per Bertella e possibilità di archiviare la pratica per il Partita Codace. Ancora una volta è entrato benissimo in partita Alfano, come all'andata, con lo strappo, con gli inserimenti. Salta non palla al piede, ma comunque partendo da dietro e causando comunque problemi al Montelepre. Calcio di rigore all'81esimo, a 9 dalla fine, possibilità di chiudere la partita per il Partita Codace e chiudere la pratica Coppa Italia. Sul pallone Gianni Calagna, che dopo l'assist può festeggiare. Calagna! Spiazzato Chimento, 3-1 per il Partita Codace. Non poteva sbagliare il numero 7 al dischetto e la presentazione è ottima anche per l'ex Athletic Club, che ha servito l'assist a Maltese e poi dagli 11 metri trasforma il rigore e si prende subito il calore dei suoi tifosi. 3-1. Adesso chiamato Rosone. E adesso di fatto questo è il gol che chiude la partita. Esce Caronia, che non ce la fa più, però che gara che ha fatto, instancabile. Poi giocatore di una qualità immensa. Dentro Salvatore Rosone, bello abbraccio. Esce Caronia, anche per quella che, se fosse in uno stadio più grande, sarebbe una standing ovation con un pubblico più grande, però i tifosi sicuramente apprezzeranno. Qui numero di Rosone, che gioca bene il suo primo pallone della gara, poi allunga per Zerillo. Adesso il Montelepre è sfalsatissimo, c'è campo aperto. Zerillo, tiro cross sul secondo palo, non arriva Macaluso, che voleva anche lui il gol, però adesso tanti spazi per il Partita Codace. Il Montelepre si è aperto tantissimo, adesso concede. Fatta. Coste. Perricone, lancio lungo di testa Martignetti. Il Rosone allunga, è entrato benissimo in partita anche lui. C'è Alfano, a proposito di entrare bene in partita, se poco di rigore, Alfano fa tutto lui. Alfano prende in pieno il palo. Ma come sono entrati bene i ragazzi di Mister Pensa Bene in campo, lui e Rosone. Alfano avrebbe anche meritato il gol, ma lo ferma il palo. Calciato forte sul primo palo. Chiude Martignetti. Alves ricomincia dietro. Pericone lascia sfilare la palla di Chimento. Fatta. Ci sta in tempo da attaccare. Castigliola molto alto, tra l'altro Alves sta facendo il mediano, quindi devo scacchiere completamente rivisitato quello di guida. Di Mercurio si mette davanti, va di petto, la palla è buona per il destro di Cernia, potentissimo, largo di poco. Adesso i Polizzi, che destro che aveva sfoderato il numero 38, palla fuori di poco, calciato benissimo e ci è andato vicino al gol. Rinvio lungo di Polizzi, Pericone di testa. Grillo porta avanti, poi palla imbucata che non passa, rimpallo alla pandetta solo Grillo in aria. Grillo! Palla fuori di un soffio, ha fatto tutto il campo Grillo, ma gliel'ha presa Chimento. Allora una grandissima parata questa. E calcio d'angolo per il Partita Codace, che adesso sta attaccando e vuole mettere ancora più in cassaforte questa partita. Ultimo cambio probabilmente per Pensa Bene. Batte Zerillo, palla sul secondo palo, Rosone si era coordinato, fermato, poi Alfano, stop, rientra il 18.
e torna dall'altro, è entrato Zerillo che va al cross col destro, ha liberato Cernia. Grillo, zona rischiosa ma lui se la cava. Pronto dentro, pronto a entrare Cristian Rina, classe 2008, che dovrebbe essere un centrocampista nativo di Partinico, quindi sente la maglia tantissimo. Sì, esce Sanseverino, dentro il numero 16 Cristian Rina, all'86 pronto a giocarsi questi 4 più di gara. 17 anni, 2008. Rosone cerca e trova Rina che gioca bene di prima. Alfano a 2 tocchi per D'Amico. Se pensa bene può contare su queste seconde linee. Il Partinico d'Ace è messo benissimo per questa stagione. Fallo qui a fare Nero Verdi che continua ad attaccare. Adesso stanno dando il pallone ancora di più, merito anche dei noi entrati in campo. Sul pallone Alfano che vuole andare direttamente in porta, prende in piena la barriera e poi calcio d'angolo perché Rosone ha disturbato Fatta, ma la sua posizione è rilevante e quindi fuori gioco, comandato al dietto di gara. 30 Coste, anche oggi gran partita sua, nonostante il risultato non positivo, però Monteleprè che è rimasto in partita fino a poco prima del 2-1 del Partinico d'Ace. Alfano va via ancora bene, poi ha una prateria Zerillo mandato in porta e in vantaggio Fatta. Alfano è un altro giovane interessantissimo. Di testa di Mercurio, Ferraro mette giù. 30 Coste trova il movimento a smarcarsi del 33 che si gira. Calagna che lui ha fatto una partita di grande resistenza. Cernia adesso quasi a tutto campo. Zambito tocca per Bertella, altissimo lui come terzino, poi Alfano, falloso l'intervento. Lo sono a fare in barriera, poi inizia Monteleprè nel frattempo quando siamo a 2 minuti esatti dal 90esimo. Parte Vittorio Gabriel Alves, dentro Pericone, tocca e poi non tocca più nessuno, infatti è rimesso al fondo per il Partinico d'Ace. C'è ancora di girare. Andare in via Polizzi. Rinvio lungo. Adesso c'è Grillo altissimo, qui 30 Costa ha bucato clamorosamente. Rosone si allarga in aria, rientra su 30 Costa che va dall'altra parte. Cross per Macaluso. Gli è mancato solo l'impatto col pallone, ha fatto tutto bene Rosone. E Macaluso manca il colpo di testa. Cambio ancora per il Monteleprè. Dentro Perricone. Sì, esce Aldo, quindi esce Perricone, ho sentito dire da mister Guida. Dentro Filippo Mannino.
Con il numero 39. Chiamata non era indistinta. Oggi sì, dentro Pippo Mannino. 30 Agosto centrale, Castiglio a sinistra, Mannino a centrocampo. Lo avete allo schieramento qui. Sì, completamente rivisitato, l'abbiamo detto, lo schieramento di Mister Guida, ma ci sta, non ha più niente da perdere, deve soltanto attaccare. Qui blocco falloso su Alfano. Mette a terra il pallone d'Amico. Adesso vedo io a 3 comunque per il Partico Dace, con Zerillo e Grillo che sono gli esterni alti, altissimi anzi. Rosone, palla dentro per Zerillo, stavolta lunga, esce Chimento. Che va con le mani da Castigliola. Mannino, controllo così, poi sempre Sergio Martignetti, una partita perfetta del numero 5. Sbeto nulla. Uno dei migliori acquisti, più importanti, anche se è possibile un po' sotto traccia del Partico Dace. Zerillo lungo, tocca Cerniglia, rimessa laterale. Palla lunga per il movimento incontro di Macaluso, ha preso un colpo alla testa Vitor Gabriel Alves, il fallo è per lui. 91-30, quindi siamo già entrati nel recupero, non ho visto la segnalazione del direttore di gara, ma diciamo che come la partita agli sgoccioli, 3-1 per il Partico Dace, che adesso pensa solo a non concedere più nulla per la fine di questo match. Qui Rina con l'intervento regolare di Mercurio per uscire questo pallone e poi spallata su Zambito, decretata fallosa. Punizione. Alves, secondo palo Velardi, anticipato, indovinate chi l'ha presa, sempre Martignetti. Calagna, frena, occhio perché ha preso un colpo forse da dietro, involontario da Castigliola, non c'è fallo. Scontro di gioco, dice il detto di gara. Siamo nella fase in cui è fermissima, ancora a terra Calagna, assist e gol, la sua prima presenza in maglia Partico Dace, un altro dei super acquisti di questo mercato estivo. Domenica comincia l'eccellenza, comincia il campionato con il Montelepre che giocherà qui in casa contro il Cuspermo, un'altra ritrovata, un'altra new entry in eccellenza, una squadra molto interessante, un'eccellenza che è stata davvero bella. Grillo qui direttamente in porta, incredibile! Stava per fare il gol dell'anno forse Grillo, incredibile! Era un rinvio, ma di fatto la palla stava entrando in porta, non l'ha toccata Chimento, incredibile, sarebbe stato un gol faraonico. Fatta. Sono tutti stremati i giocatori del Montelepre, lancio di 30 Agosto, completamente sballato, fuori alla portata di Velardi. Ovviamente lascia sfida di Mercurio che aspetta Zerillo. Calagna a terra, si lascia andare anche se la partita ormai è finita. Infatti l'arbitro dice che basta così. Partico Dace che va agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza, ha battuto 3-1 il Montelepre
su un campo difficile come il Don Pino Puisi. Montelepre che come all'andata dimostra di essere una squadra che non molla di un centimetro. Infatti Maniscalchi al 41esimo primo tempo aveva risposto al gol di Maltese. Poi però il Partinico Dace da grande squadra, da squadra matura, squadra che ha voglia di andare avanti e di far capire a tutti che sarà una delle favorite di questo campionato, segna il 2-1 e il 3-1. Il 3-1 lo fa Calani, il 2-1 lo segna Caronia su un gol che di fatto è la fotocopia del 2-1 deciso la partita di andata. L'aggregato finisce 5-2 e domenica prossima comincia il campionato di eccellenza per entrambe. Grazie per l'ascolto da Federico Aldarella, alla prossima.